ho aspettato, ma ho fatto proprio tutta la lista. E uscirà a breve un mio post scrivendo tutte queste persone, alcune che ritenevo anche amiche, queste personalità della politica della Lega, ma anche persone legate a Fratelli d'Italia, che si sono manifestati ed espressi, sono andati a sostenere Berton durante le serate, addirittura dei segretari di comuni, cosa mai vista in questi anni. Ecco, io scriverò che la lista di Berton ha portato sta trafila di persone, okay, mentre la lista di Zonta ha portato, e metterò una fotografia della gente, noi abbiamo portato solo la nostra gente, ebbene abbiamo vinto noi. Quindi a tutti questi strateghi, da strateghi della politica, dico di ripassare il manuale delle buone maniere e di ripassare anche il manuale delle persone da sostenere senza traffici strani. Evidentemente Morena Martini, leghista, dà fastidio, cioè Morena Martini, che ha una tessera della Lega in tasca, dà fastidio a molti, tra virgolette, personaggi Lega. Se ne devono fare una ragione, oppure mi devono mandare fuori. Mandatemi fuori dal partito, ma il coraggio ce lo dovete avere voi, perché la faccia che ci ho messo è stata la mia e i risultati ci sono. L'ultimo sassolino che mi voglio togliere è quello delle preferenze. Sto aspettando il risultato finale per andare a chiedere conto a Vicenza e poi decideranno cosa fare. Io ho rispettato le regole che mi sono state date, altri non le hanno rispettate. Ci sarà qualcuno che poi tirerà i conti alla fine e vorrò sapere come andrà.